Nella gigantomachia l'avevamo accennato. La disputa per il primato tra pittura e scultura coinvolse, oltre a Leonardo e Michelangelo, letterati, filosofi, scienziati. Il motivo è presto detto. Dalla Genesi, allorché Dio asserì che la luce era cosa buona, dopo averla resa reale, ogni attività artistica è ricerca di verità, di cui la bellezza esteriore è la più affascinante. La competizione è antica, ma la gara continua. Vediamone un pezzo, dall'estetismo ellenico alla razionalità illuministica. Fidia reclamava il potere simbolico della scultura, capace di produrre l'uomo immortale. Nella forma, se il marmo è di qualità, nel colore viceversa ingrigisce come l'umano. Le statue greche che vediamo bianco lustrate in origine erano dipinte. I capelli neri, le carni ambrate. Platone sposta l'obiettivo dal corpo all'anima. Con la cristianità si disputa su cosa si può rappresentare e la Chiesa si spacca. Ad est prevale l'immagine unica, il vero volto di Gesù, da replicare in serialità severa. In Occidente, dopo secoli di rivalità tra il pagano che prediligeva la naturalità ed il cristiano orientato al simbolismo, nel 1400 apre le porte alla stupefacente porta di Lorenzo e Vittore Ghiberti, che Michelangelo soprannominerà del Paradiso, oscurando quella del 1300 di Andrea Pisani. Finalmente le belle arti accolgono scultori e pittori ed il conflitto si acutizza. Il filosofo fiorentino Benedetto Varchi raccolse le opinioni di Michelangelo, Cellini, Pontormo e parole nuove arricchirono il dibattito. Scultoreo, pittorico, volume, spazio, composizione, prospettiva, punti di fuga, dando l'avvio alla analisi critica di cui Vasari sarà il primo campione. Il pittore toscano Ludovico Cardi, detto Cigoli, esaurì gli argomenti a favore della sua arte e chiese per farlo aiuto a Galileo, appassionato d'arte, abile disegnatore e studioso rivoluzionario, che formulò la tesi della superiorità del senso visivo a quello del tatto. Chi crederà che uno, toccando una statua, si creda che quella sia un uomo vivo? Osserva ironicamente. La pittura è cromaticamente superiore alla scultura in bianco ed ombra. Le dispute speculative non erano pasto da miadenti, confessava il Cigoli, che ringraziò Galileo rappresentando la sua Vergine Assunta in Santa Maria Maggiore, ponendo la luna sotto i di lei piedi, così come Galileo l'aveva vista e disegnata. Pontormo
trovò un argomento arguto, sostenendo la forza e coraggio del pittore nel rappresentare il mondo in 2 dimensioni, quando Dio ne necessitò di 3. Oltralpe, nelle Fiandre, Jan van Eyck ed il maestro di Flemal, nelle loro tavole d'altare, dipingono sculturalmente. Caravaggio, esagerando con il contrasto chiaro-scuro, recupera profondità, prescindendo dalla prospettiva geometrica, e così esalta il volume. Paragonando la Madonna di Foligno di Raffaello del 1511 con quella di Annibale Carracci del 1600, questa risulta inserita in uno spazio, con un intervallo tra soggetto ed ambiente. La faida continua. Carracci denuncia sia il manierismo deformante, quale quello di Rosso Fiorentino, che il naturalismo brutale, come quello di Caravaggio, sostenendo d'aver fuso l'idea neoplatonica del bello con la realtà rassicurante, brevettando il bello ideale, ed esalta il Raffaello quale il migliore di tutti i pittori. Torquato Tasso, poeta fra i più grandi, entra in campo affermando, assicura Erwin Panofsky, che ci ha ispirato questo filmato, molti di noi preferirebbero una graziosa Kunst und Wunderkammer, il massimo del manierismo collezionistico, e di Parmigianino, sul punto concordiamo, piuttosto che una galleria ufficiale piena di marmi romani e di Raffaello. Per tentare un compromesso, la scienza interviene. Sia Keplero che Galileo asseriscono che la forma perfetta geometricamente è il cerchio. È il pensiero di Giordano Bruno di un infinito senza limiti e senza centro va con il suo corpo fisico in fumo. E gli ovali del Correggio, la semielisse di Raffaello nell'Accademia di Atene, lo stesso grafico di Keplero sulla rivoluzione dei pianeti, orbite ellittiche con fuochi fuori centro, ossia un orrore che Galileo rifiuta. Tu privi il moto della sua circolarità e regolarità, scrivendo al collega, forse indotto dall'Inquisizione. Keplero intuisce lo scrupolo e s'adegua, attribuendo le distorsioni del movimento stellare alle forze oscure della natura. Che possiamo dire noi sul bello, più bello, perfetto, se da quelle stelle fisiche o celesti deriviamo? Silenziosamente concludiamo.